Sarà tutto un po' una sorpresa e speriamo siano più comprensibili i professori, visto che siamo delle cavie praticamente. Esame di maturità 2019, ormai scattato il conto alla rovescia e se i timori e i dubbi degli ultimi giorni sono un classico per tutti gli studenti, quest'anno i maturandi hanno un motivo in più per dormire sonni agitati. La riforma dell'esame sta infatti creando non poca ansia per gli studenti. Prima prova il 19 giugno con il tema di italiano che quest'anno non avrà più una traccia di storia. Seconda prova il giorno successivo che verterà non su una ma su 2 materie relative all'indirizzo di studio. Siamo il primo esperimento un po' e quindi non sappiamo cosa aspettarci, soprattutto la seconda prova con il latino e il greco assieme, quindi non sappiamo bene cosa aspettarci. Non sappiamo bene ancora come saranno i metri di valutazione e questa cosa delle buste, insomma, non è che sia proprio una soluzione fantastica e rassicurante. È una cosa nuova e quindi non sappiamo bene come affrontarla in realtà. Però speriamo bene, insomma. Abolito il quizzone, a preoccupare è soprattutto l'orale, non ci sarà più la tesina e ogni studente dovrà scegliere una busta con gli argomenti che saranno oggetto del colloquio. Quello che mi preoccupa di più è l'orale, perché delle 3 prove è quella da cui ci si aspetta di più conoscenza, e perché comunque delle prime due prove abbiamo fatto simulazioni, quindi bene o male un'idea c'è, mentre per l'orale c'è tanto mistero e quindi insomma non sappiamo come affrontarla.